Qui è un piacere proprio per gli occhi e per la mente, veramente bello. 1300 visitatori nei 2 giorni di preapertura, una prova del 9 queste giornate per l'organizzazione ai tempi del coronavirus della mostra su Vincent van Gogh, ospitata dal 10 ottobre fino all'11 aprile 2021 al Centro Culturale San Gaetano. Le misure di sicurezza sono davvero molto precise e scrupolose, come vedete anch'io indosso la mascherina, le borse vanno tenute con sé, l'eventuale giacca va riposta eventualmente in armadietti, non c'è guardaroba. Tutto si svolge nella massima sicurezza all'interno, ma la sensazione nelle sale è davvero unica. 15-20 persone al massimo per fasce orarie, ingressi su percorsi rigidi e controllati dal personale di linea d'ombra. E poi alcuni consigli direttamente dal curatore Marco Goldin, che ha accolto i primi visitatori rispondendo a domande, firmando libri e foto, attento a ogni movimento della complessa macchina organizzativa. Intanto non è obbligatorio prenotare, ma è vivamente consigliato. In queste 2 prime giornate di preapertura in verità sono tutti proprio prenotati, ci sono delle postazioni delle persone a distanza di 1,5 metri, anche abbiamo fatto non 1 metro, prima di entrare gli viene validato il biglietto e poi nelle sale si viene accompagnati sempre, anche se non si ha preso una visita guidata, si viene sempre accompagnati dal nostro personale che fa rispettare i tempi di permanenza all'interno di ogni sala. L'ingresso regala un Van Gogh da toccare quasi con mano, che nel silenzio si riesce a respirare. Ce la siamo proprio, purtroppo, grazie al Covid, c'è da dire purtroppo, ce la siamo goduta perché gli spazi c'erano per tutti, anche di poter soffermarsi a guardare un quadro, ad ascoltare, ma ad ascoltarsi dentro mentre lo si guardava. Guardando un quadro fai sì l'analisi dell'autore, ma poi lo rispecchi sempre dentro te stesso. Essendo così pochi si ha proprio la possibilità di vedere le cose che ognuno di noi vuol vedere. I primi calcoli parlano di una mostra che porterà a Padova 160.000 persone e tantissimi italiani, qualche straniero, una boccata d'ossigeno e di fiducia in ogni caso per la città, rappresentata dal sindaco Sergio Giordani, che ha salutato i primi ospiti.